prav lep pozdrav iz Goriške tržnice. Marinka iz Števarjana predstavlja knjigo Sonje Malaš-Bednarik in Irene Bednarik po rodu Števarjank, Sonjine slaščice. Allora, zdaj po števarjansko smo rekli, ne? Zakaj bi vam rada predstavila to knjigo? Ker ta knjiga vsebuje vse stare recepte, ki so jih praktično pekle bodisi moja mati in moja mama. In se zmisla na nje, kada jem te reči iz te knjige. Vai, da? Ancora una... Appena passato e mi ha visto con il libro in mano. E vediamo cosa dice qui lei, signore. Io sono ingegnere, ma sono delegato per la provincia di Gorizia dell'Accademia Italiana della Cucina e sono membro del centro studi. Sì. E devo dire che questo libro della Sonja Bednarik è molto bello. Ricordo di aver telefonato a lei una volta sia per fargli complimenti sia per chiedere quanto è un bicchiere. Perché nella versione italiana le scrive un bicchiere, sì, ma sono 150, 200, in realtà sono 200 millilitri. Ma è molto bello perché rispecchia tutti i dolci della nostra zona, soprattutto i Kuchenstruckli. Sì. Li fa di pasta lievitata, Sì, mentre in città qui si fanno di pasta non lievitata. sì, infatti i štrukli so eni od mojih najljubših, ki jih je delala moja mati za sveti Ferjan in tudi za ne vem kdaj točno še, dvakrat na leto se jih pekli, so super dobri. So podobni tistem z Benecije, ma somigliano quelli della Benecia, no? Allora, quelli della Benecia sono fatti acqua e farina, i kobaritski štrukli. Sì. Struccoli in strazza, struccoli con nastaltavaiol o Kuchenstruckli o anche struccoli di sagra, sì, tutti i ricettari Trieste e Gorizia danno una pasta da tortellino dolce, pasta sfoglia, con ripieno di presnitz. Ecco, sì. Tutti i ricettari invece del contado, contadini, del Carso o del Foglio danno ricetta a lievito. La mia spiegazione è che forse le donne sul Foglio erano abituate a fare pane in casa e quindi gestivano il lievito e le donne in città non sapevano gestire il lievito. Mia nonna lo faceva senza lievito e con ripieno di presni. Capito, quindi la nonna era cittadina. Sì, mentre appunto questo è molto bello, c'ha sia con le mele che con la ricotta, Sì. però ci sono molto belli gli sgonfiotti. Ma con lei cucina? Anche. Sì. E ha fatto qualche volta Sì, la Pestranova potizza è fatta molto bene, c'è anche la bella potizza, Ah, la bella potizza. quindi anche, sì. fatta con mandorle sbucciate e panna, quindi al taglio risulta completamente bianca, ma profuma di mandorle. Bene, No, grazie. Roberto, facciamo un saluto ufficiale. Grazie. E Saluti. facciamo un saluto così. Ciao. Fritte smano. Aspetta. Che sì. Lei è da mui, fritte smano. Daniel. Lei è Daniel. Le gruppe miast. Daj mi ne dva pomidora, daj mi te hatle. Valiha. Un pole daj mi... Daj mi ti si havande.